Oggi è mercoledì 21 agosto 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 21 agosto 1911. È un lunedì, giorno di chiusura del Louvre di Parigi. Verso le 7 del mattino, Vincenzo Perugia, un decoratore della provincia di Varese assunto per pulire i quadri al museo, esce dalla stanzetta buia nella quale si è nascosto e attraverso un accesso solitamente usato dagli operai si dirige indisturbato verso la sala dove è custodito il dipinto della Gioconda di Leonardo da Vinci. Lo stacca dalla parete, si disfa di vetro e cornice, lo arrotola e lo avvolge nella sua giacca e se lo porta a casa. Il giorno dopo gli addetti, non vedendo il quadro, suppongono che l'abbia con sé il fotografo ufficiale, ma poi devono denunciare il clamoroso furto alla polizia. Anche Perugia, come altro personale incaricato di servizi nel museo, viene interrogato e la sua modesta stanza perquisita senza risultato. La Gioconda è nascosta in uno spazio ricavato sotto l'unico tavolo. 2 anni dopo, il collezionista d'arte fiorentino Alfredo Geri organizza una mostra nella sua galleria e pubblica un annuncio sui giornali chiedendo ai privati di prestargli alcune opere. Riceve da Parigi una lettera da un fantomatico Monsieur Léonard V, nella quale gli viene proposto l'acquisto della Gioconda purché il capolavoro torni in Italia. D'accordo con Giovanni Poggi, direttore della Regia Galleria di Firenze, fissa un incontro. L'11 dicembre 1913, in un albergo di Firenze, incontra il misterioso Monsieur Léonard, che in realtà è Perugia, che consegna a Poggi la Gioconda perché la esamini. Il giorno seguente i carabinieri arrestano Perugia nella sua stanza d'albergo. Il decoratore Varesotto afferma di aver compiuto il furto per patriottismo, per restituire alla patria uno qualunque dei quadri italiani portati in Francia da Napoleone Bonaparte. In realtà la Gioconda fu portata in Francia e forse venduta per fare parte della collezione reale dallo stesso Leonardo nel 1625. Il 5 giugno 1914 Perugia viene processato dal Tribunale di Firenze e riconosciuto colpevole con le attenuanti, condannato a 1 anno e 15 giorni di prigione per furto aggravato, pena ridotta in appello il 29 luglio a 7 mesi e 8 giorni. All'inizio delle indagini erano finiti in carcere per alcuni giorni sospettati del furto, ma poi scagionati, 2 giovani che in futuro lasceranno il segno nella letteratura e nell'arte, Guillaume Apollinaire e Pablo Picasso. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.